Siamo in compagnia del professor Mauro Marras, coordinatore regionale del settore giovanile scolastico della Regione Sardegna. Allora, qui a Oristano per una data molto importante, no? Oggi si è dato il via a questo nuovo programma, come l'ha ribattezzato il responsabile nazionale. Qual è la vostra priorità? La nostra priorità, in linea con la nostra filosofia di fondo, è quella di creare un'opportunità per i ragazzi, per le famiglie e per i tecnici di un percorso educativo. All'interno di questo percorso educativo c'è naturalmente l'ambito dell'apprendimento delle abilità tecniche, c'è l'ambito dell'apprendimento di tutte le capacità motorie e accanto a queste abilità specifiche del gioco del calcio ci sarà parallelamente un percorso indirizzato alla crescita della personalità umana. Se c'è il talento è giusto che il talento abbia quanto gli spetta, ma tutti gli altri bimbi che hanno minori abilità tecnica hanno o comunque le stesse opportunità dal punto di vista educativo, come mi piace dire, se non sarà un giocatore abile in campo sarà un tifoso educato. I centri territoriali sono organizzati in modo tale che lo stesso trasferimento al ritrovo di ogni lunedì non sia uno stress, perché i bambini prima di tutto alle 13:30 vanno via da scuola, poi è giusto che mangino tranquillamente e poi vengano al nostro centro, per cui la struttura dei centri è organizzata ha dei limiti di territorialità, diciamo questo, in genere 30-40 km, noi abbiamo allargato un po' l'orizzonte perché la demografia, per esempio per le ragazze, no? Insomma il numero infatti ancora non è quello di 25, speriamo nel giro di 2-3 settimane di arrivarci e quindi dicevo abbiamo incluso anche il Marghine, oltre l'Oristanese e la parte alta dell'Oristanese fino anche al Mandrolisai. Quindi sicuramente non ci sostituiremo a quello che sono i docenti dei ragazzi, la scuola, però con la scuola abbiamo una buona sintonia e vorremmo creare ulteriormente una sinergia a servizio esclusivo dei ragazzi e delle famiglie. Questo è quello che noi vorremmo fare. Benissimo, noi ringraziamo il professor Mauro Marras, complimenti alla FIGC, ovviamente al settore giovanile scolastico per questa brillante idea e un grande in bocca al lupo per il lavoro che vi aspetta da qui ai prossimi anni. Grazie.